Presidente della Repubblica Scalfaro, nella sua visita di ieri in Polesine, ha dimostrato grande interesse per il costituendo museo laboratorio sui grandi fiumi d'Europa. Torniamo sulla visita del Presidente della Repubblica Scalfaro, che ieri era in Polesine. Il Presidente ha voluto tener fede alla promessa fatta tempo fa a un giovane parroco e ha visto il progetto di museo laboratorio sui grandi fiumi europei. Che cosa ha di tanto importante Valliera, una frazione di Adria che conta 650 abitanti, per meritarsi la visita del Presidente della Repubblica? È la storia dell'intraprendenza di un giovane parroco e della promessa che Oscar Luigi Scalfaro gli ha voluto mantenere. 2 anni fa, ricevuto in Quirinale con una delegazione di polesani, Don Camillo Magarotto, parroco di Galliera, aveva detto a Scalfaro: perché non viene a visitare la mia parrocchia? E Scalfaro: se capiterò in Polesine lo farò senz'altro. E ieri sera il Presidente della Repubblica ha voluto mantenere la promessa a conclusione della sua intensa giornata in Polesine, incontrando nella parrocchia di Valliera Don Magarotto, il sindaco e i giovani del paese. Ha dimostrato grande interesse verso il Polesine Oscar Luigi Scalfaro, che a Rovigo ha visitato il Museo della Civiltà Polesana al Monastero dei Frati Olivetani, che diventerà sede del laboratorio dei grandi fiumi d'Europa, come gli ha spiegato il sindaco Fabio Baratella. Qui verranno esposti una serie di reperti archeologici legati alla vita dei fiumi e quindi alle tracce antiche dei fiumi. Cerchiamo di trasformare questa sfortuna di essere stati in qualche modo, così almeno è stata concepita per le alluvioni, per tutti i drammi che sono stati vissuti in questa parte d'Italia, in opportunità. Cioè il bene acqua e non più il problema acqua. Opere idrauliche ne sono state fatte tante, siamo in assoluta sicurezza e quindi adesso abbiamo la possibilità di poter progettare qualcosa di importante.